Buongiorno cari amici del vostro Marietto Veneziano, benvenuti al canale del Marietto Veneziano. Bene, oggi vediamo come misurare le aperture del chakra. I chakra sono dei centri energetici del nostro corpo, ce ne sono parecchio, però vabbè, noi visto che è una piccola pillola vediamo che ne misuriamo solo 7, i 7 principali. E facciamo un caso molto semplice, così che sia alla portata di tutti. La prima cosa, voi dovete sapere che bisogna avere la pace mentale, la tranquillità mentale. Quindi parto sempre presupposto che avete visto anche il video di come fare l'ovetto blu, o l'ovetto dorato, che pure è la stessa identica cosa, e l'avete anche rinforzato. Parto sempre da questo principio, incominciamo a entrare in uno stato mentale di tranquillità interiore, con l'OM, cioè dovete pensare mentalmente a OM, così che possiate avere una tranquillità e una quiete mentale. E poi ipotizziamo che volete testare qualcuno, un vostro caro o voi stessi, per controllare se i chakra sono aperti, sono chiusi, se hanno problemi. Bene, detto questo, iniziamo subito con un quadrante radiostesico molto semplice che vi ho già fatto vedere nelle altre pillole. Prendiamo il nostro pendolino e questo quadrante è per controllare la frequenza dei bovis della persona e ipotizziamo che vogliamo controllare sempre il nostro Giuseppe Bellino. Quindi il nostro Giuseppe Bellino lo stiamo controllando e vediamo quanti bovis ha. Vedete il pendolino e ipotizziamo che Giuseppe Bellino, questi sono solamente esercizi didattici, non è una cosa reale, è solamente un esempio per farvi vedere come impostare anche voi un potenziale sfruttamento di questi circuiti o quadranti radiostesici che trovate nel sito del capitano.altervista.org e sono scaricabili gratuitamente. Allora, abbiamo fatto lavorare il nostro pendolino e vediamo che il soggetto, il Giuseppe Bellino, è proprio messo così a 5.000 bovis. Quindi ci chiedono, o noi vogliamo, perché noi siamo anche un po' curiosetti, andare a vedere qual è il chakra o quali sono i chakra che sono deboli. Quindi spostiamo il nostro pendolino, togliamo il nostro quadrante radiostesico per la ricerca dei bovis, che lo trovate tranquillamente, lo ripeto, sempre nel sito del capitano.altervista.org, scaricabili gratuitamente, o nei nostri siti di Facebook di Hildegarda e di Marietto Veneziano. Lo togliamo e qui vediamo il nostro quadrante radiostesico per valutare i chakra. Vedete? È a ventaglio e ci sono le varie postazioni che ci dicono ottimo, buono, discreto, favorevole, sufficiente, insufficiente e decisamente negativo. Bene. Qui a sinistra c'è una piccola tabella con su i vari chakra e i vari nomi. Allora noi cosa faremo? Vedete dove c'è il pallino? Qui si mette il testimone della persona. Il testimone può essere un cappello, una foto, una scritta del nome, oppure potete pensare con la vostra mente, sempre avendo una mente tranquilla, in cui c'è una pace mentale, il nome del soggetto, ma questo avviene quando voi siete bravi. Quindi prendete il vostro pendolino, col ditino destro, l'indice, puntate sulla radice e chiedete mentalmente com'è aperto, com'è la situazione del chakra, del primo chakra, la radice. Questo è un esempio, lo ripeto, quindi il chakra della radice del Giuseppe Bellino com'è? E in questo caso il pendolino ci dice che è decisamente negativo. Poi ci fermiamo, aspettiamo un attimino, andiamo sul sacrale, secondo chakra, quello della sessualità, e vediamo un pochettino che il pendolino ci dice che il chakra del Giuseppe Bellino è un fenomeno e va su buono. Quindi ci fermiamo, andiamo al terzo chakra e chiediamo sempre il terzo chakra del Giuseppino Bellino com'è? E vedete che il pendolino fa il suo lavoro e voilà.
Poi ci fermiamo il pendolino e andiamo al quarto chakra e chiediamo sempre il quarto chakra del Giuseppe Bellino com'è? E anche il quarto chakra è messo bene. E questa operazione lo facciamo con tutti i chakra. Chiaramente questa è una pillola e spiego in modo molto rastremato, però voi a casa ogni volta che misurate un chakra vi fermate, scrivete cosa avete trovato, così da ricordarvi, dopo rileggendo tutta la vostra mappa, la vostra radice che avete fatto, il vostro scritto, vi ricordate l'analisi dei chakra del soggetto che avete analizzato. Bene, cari amici, questo quadrante radiostesico per valutare i chakra, voi sapete benissimo che lo potete trovare gratuitamente nel sito del capitano.altervista.org, dove sono già stati scaricati 120.000 PDF, che vale a dire 1.200.000 circuiti e quadranti radiostesici in modo gratuito. Il vostro Marietto veneziano vi chiede ancora di iscrivervi, se non l'avete già fatto, al gruppo di Facebook e anche al canale di Hildegarda e del Marietto veneziano. Bene, cari amici, come ogni giorno vi saluto e spero di trovarvi anche nella prossima pillola. Ciao!